Presidente, parliamo di questa convenzione che oggi firmate qui con l'INAIL di Agrigento. Quali sono gli scopi e gli obiettivi di questa iniziativa? Direi che questo è un evento storico, effettivamente un momento importante di crescita dell'ordine per la sua costante attività di interazione con gli enti pubblici protagonisti dei settori in cui i nostri colleghi si misurano ogni giorno. Quello della sicurezza ovviamente direi che è uno di quelli principi. E l'INAIL ovviamente è, quindi il suo direttore, il dottore Buscemi, da poco in provincia di Agrigento, la cui professionalità è arcinota perché ha un'esperienza nel settore pluriennale in altre sedi anche regionali. Per noi è stata un'occasione ghiotta per promuovere subito un protocollo d'intesa per far sì di svolgere insieme delle attività importanti a supporto dei colleghi, ma direi anche a supporto della collettività, perché questo momento oggi sia per l'INAIL che per l'Ordine di Agrigento va nella direzione con la quale l'Ordine e i stakeholders e le istituzioni e i soggetti pubblici si aprono al mondo esterno, se mi consentite, all'uomo della strada, perché crediamo che quando parliamo di sicurezza, parliamo di superbonus, parliamo di aumento dei prezzi per i cantieri, parliamo di regolamenti edilizi che devono essere rifatti, sono tutte cose che, sebbene materia di diretta, diciamo, come dire, di diretta importanza per chi è operatore del settore, in realtà hanno delle ricadute immediate per l'uomo della strada e per il cittadino. Cioè, basti pensare a quello che sta succedendo col superbonus e noi come professionisti stiamo cercando di capire come far capire al governo che non si possono cambiare le regole durante la partita cominciata. Così come ci stiamo muovendo con varie commissioni anche a livello nazionale, facendo sentire la nostra voce per la questione dell'aumento dei prezzi anche nelle opere pubbliche. Voi comprendete bene che quando un'impresa si trova a dover aggiudicarsi un appalto che era costato 100 e adesso deve comprare i materiali e spendere 120, 130, o decide di non partecipare a quella gara o se partecipa perché si compra un contenzioso. Questo significa che le pubbliche amministrazioni vedranno non completare le opere pubbliche e solo vedersi implementare il lavoro dei loro avvocati. Questo non è nella direzione giusta, non è nella direzione dello sviluppo del nostro territorio, che sconta già varie difficoltà di tipo strutturale, ataviche, storiche, su cui non vogliamo entrare. Questa è la sede per rilanciare ancora una volta l'attività nei confronti dei professionisti e del territorio su temi importantissimi, oggi quello della sicurezza dei luoghi di lavoro. A breve partirà un corso il 16 luglio proprio aperto a tutti i professionisti per quanto riguarda la sicurezza proprio nei cantieri di 120 ore, obbligatorio per chi vuole fare questa attività. Effettivamente come si attuerà questo protocollo d'intesa? Il protocollo d'intesa nasce proprio attraverso lo sviluppo che è stato fatto all'interno delle varie commissioni. Sono tantissime le commissioni che hanno lavorato, perché quando sono nate si pensava vediamo come funzionano, hanno lavorato tantissimo le commissioni all'interno dell'ordine, veramente tutte, e le ringrazio tutti i presidenti e tutti i componenti, ma oggi è un'occasione anche importante perché spiegheremo ai presenti anche il nuovo sito dell'Ordine degli Ingegneri, a cui ha lavorato proprio il vicepresidente della Commissione Ingegneri dell'Informazione, Sergio Caramanno, che ha svolto questo compito, diciamo, in assoluto volontariato, dedicato, rubando tempo alla sua attività personale, e quindi consentitemi un ringraziamento particolare perché è già attiva in cantiere il nostro sito, molti colleghi ci stanno dando ulteriori suggerimenti, ma è veramente bello, una nuova grafica, nuove informazioni, tutto più accessibile, e anche le iscrizioni ai corsi saranno tutte molto più semplificate. Grazie Sergio. Quindi un impegno, diciamo, che si è raggiunto. Ecco, solitamente c'è sempre una difficoltà nel web controllare, ecco, voi, come diceva il Presidente, avete fatto in modo di renderlo più accessibile, no? Sì, dopo anni finalmente, grazie al nostro Presidente Achille Furioso, siamo riusciti, diciamo, a dare la possibilità sia a tutti gli iscritti ma anche a tutti i normali cittadini di poter accedere al portale e avere tutta una serie di informazioni innovative e al passo con i tempi. Quindi ogni giorno saranno sempre caricate nuove news in modo tale di essere sempre al passo con i tempi, che l'innovazione non si ferma mai. Oggi siamo ormai nel 2022, nel 2023 avremo anche un'altra piattaforma ancora molto più grande dove saranno dati altri servizi innovativi.
Ecco, ricordiamo il sito per accedere. Allora, il sito è www.ordineingegneriagrigento.it, potete visitarlo tranquillamente con una nuova piattaforma dove sarà disponibile sia per i desktop che per i dispositivi mobile. Ecco, parliamo di questa iniziativa qui in collaborazione tra l'INAIL e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. Sì, oggi è un evento storico, almeno per l'INAIL di Agrigento. Ritorniamo nel territorio a firmare un accordo, un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri, quindi l'INAIL ente pubblico rafforza le proprie collaborazioni e riavvia un percorso di collaborazione per stimolare la prevenzione, promuovere la prevenzione nel territorio di Agrigento, quindi prevenzione ovviamente degli infortuni e delle malattie professionali. Lei da poco è arrivato qua, quindi questo è un primo passo importante che si fa proprio in sinergia con l'Ordine degli Ingegneri. Sì, è un primo passo di una rete, speriamo, di sistema di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro che vogliamo riattivare, perché già ci sono tante istituzioni nel territorio che hanno un ruolo di protagonista anche, però se riusciamo a metterli in rete insieme facciamo meglio prevenzione, meglio crescita della cultura della sicurezza, quindi miglioriamo questi aspetti e rendiamo il territorio più consapevole dei rischi che si corrono nel lavoro, per strada per esempio, ma anche gli infortuni domestici, quindi a tutto tondo. Oggi abbiamo questo incontro, questo protocollo d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri e parleremo di cantieri, luoghi purtroppo nei quali accadono infortuni. Altamente a rischio, i cantieri edili in particolare. Ecco, che raccomandazione fare? Lei già da poco qui ad Agrigento si è fatto un'idea della reale situazione nella nostra provincia, non solo in città? Diciamo, ho iniziato a prendere consapevolezza dei rischi e delle difficoltà del territorio. Sicuramente quello che dobbiamo fare tutti è crescere e far crescere i lavoratori del settore edile nella consapevolezza dei rischi che ci sono ed evitare degli atteggiamenti troppo ottimistici, il cosiddetto ottimismo irragionevole. Cioè nel lavoro bisogna essere non troppo fiduciosi di se stessi, perché soprattutto gli infortuni accadono alle persone che hanno esperienza, che in base a questo, alla loro esperienza, pensano di poter risolvere anche delle situazioni a rischio. Però è meglio essere attenti, cautelarsi e evitare quelle distrazioni che purtroppo poi possono essere fatali. Quindi una raccomandazione in particolare all'azienda e ai lavoratori di fare una prevenzione massiccia. Sì, diffondere cultura, consapevolezza, attenzione, quindi senso di responsabilità nei propri lavoratori, anche da parte dei responsabili, dei vari responsabili della sicurezza, quindi il responsabile della prevenzione e protezione, il responsabile, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza. Non sono formalità, sono adempimenti seri che se noi riusciamo a comprenderne il valore, alla fine facciamo il bene del nostro territorio, della nostra azienda, del nostro luogo di lavoro.